l'ordine dei gatti come al solito. Buongiorno, oggi è Natale, ma vi sembra Natale con questo caldo e questo prato senza neve? Qui è in atto una lotta feroce. Stamattina mi sono alzata devo andare a lavarmi. Stamattina sono alzata e ho visto, cioè mio lavoro non si è accorto di niente, ma come si fa a non accorgersi di una cosa del genere? Panna ha un occhio tutto che lacrima gonfio. O uno dei due gatti gli ha tirato un graffio, o ha la congiuntivite. Ben poretta. Allora l'ho pulita un po' con la camomilla, un po' di cotone, un po' di camomilla. E poretta, cioè giocare gioca, mangiare mangia, è tranquilla, quindi non è niente di problematico, di grave, però poretta mi fa pena vederla così. Amore, cos'è successo all'occhietto, piccolina? Spiega tutto, amore, cosa ti è successo a quell'occhietto lì? Anna. Ah, ho la maglia, questa qua devo buttarla a lavare, sa di cane, cacchio. E mi sono dimenticata di buttare questa a lavare. E l'ho anche messa su. Vabbè, l'interno non sa di cane, è l'esterno della maglia. Comunque, buon Natale, eh? Io sono sul cesso, sì. Mi sono seduta sul cesso. Oddio, che Natale. Mia nonna mi ha regalato questo, per quello ieri ho sistemato, ho pulito tutto, perché ci andava questo cesto per la biancheria. Non so se vi piace a voi. A me sì, non è brutto. È diverso dai soliti che sono rettangolari classici, è un po' diverso. È diverso, ha questa stoffa con questi fiorellini e ha il coperchio che si toglie normalmente, solo che potevano farci tipo una maniglia, qualcosa. Boh. Cioè, questo vi pare inverno? Vi pare un giorno di Natale questo? A me no. Cioè, fa veramente senso. Questo non è Natale. Vabbè. Sto stendendo e c'ho ancora un po' di roba qui. Devo finire. E c'è caldo. Cavoli, c'è caldo, Oddio, il piccolo è uscito. Sono 14 gradi di fuori, il giorno di Natale, cioè sembra primavera. No, non va bene così. C'è l'erba verde. Qua sotto c'è l'erba verde. No, questo non è Natale. Vi faccio vedere. Ve li ho fatti vedere? Sì, boh, ve li ho fatti vedere. E li ho messi qua questi regalini, E questa fattina anche me l'aveva regalata la mia amica del Comerico, la Comancia. E alla fine ho messo qua il vassoietto con la candela, quello di Roma. Va bene ragazzi miei, io vado a finire di stendere. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy. Buongiorno, oggi è il 26 di dicembre. Ieri non ho registrato molto alla fine perché siamo stati tutti in compagnia, quindi non ho avuto modo di registrare e non mi sono neanche ricordata di registrare tutto il da mangiare che c'era. Sinceramente non mi sono ricordata. Comunque se andate a vedere il profilo Instagram di mia mamma, che si chiama Elena CBN, ve lo scrivo qua sotto, lì c'è quello che abbiamo mangiato, perché lei fa sempre tutte le foto. E va bene. E cosa volevo dirvi? Ho deciso di registrare questi due insieme, quindi Natale e Santo Stefano, perché sì, perché non ho avuto modo di registrare ieri abbastanza, e allora piuttosto che mettere un video piccolo piccolo ho detto faccio 2 giornate insieme. E niente, mia mamma mi ha preso una candela, in realtà non era questa, solo che ho sbagliato io a prenderla perché aveva il colore uguale ad un'altra candela e mi piace lo stesso, però non è, infatti quando l'ho aperto ho detto
Ma questa non è la candela che volevo io. Eppure l'ho presa io perché me l'ha regalata lei, ma l'ho presa io. Comunque ha un profumo buono, veramente buono. È molto intenso proprio come profumazione, ciliegie. Veramente buono. Però quella che avevo scelto io era, se non sbaglio, i frutti di bosco o i frutti rossi, una cosa del genere. Veramente buona anche quella. Però questa si chiama Candlelight. Comunque, non vi ho fatto vedere che c'ho anche questa. Accendiamo la luce che è mattina e non si vede niente. La Yankee Candle Champaca Blossom. Si legge così, ma chi lo sa. Solo che non profuma niente. Cioè, non è cattivo il profumo. Però è un profumo, secondo me è un profumo adatto al bagno, perché è fastidioso secondo me in casa come profumo. È tipo i profumi spray per il bagno, ecco, è la stessa cosa. Quindi l'ho messa qua in bagno. Però non fa profumo. Ce l'ho attaccata anche ieri sera, che vedete che è consumata, però non profuma niente. Sta uscendo il sole adesso, che è -5 alle 9. Mi sono alzata più tardi perché sono andata a letto tardi. Sono andata a letto tipo forse alle 2. Ho male ancora al ginocchio, però ogni giorno è sempre peggio. No, mi fa proprio male. Sento come se ci fosse qualcosa. Non so se ho fatto qualche danno o al menisco o non lo so. E non so neanche come, ma tante volte basta mettere male il piede e ti fai male e devi operarti, per dire, quindi vabbè. Vediamo come andrà i prossimi giorni, parliamo di altro. Mamma che sole. Come sta l'occhietto? Fanna. È tutto goccioloso, però penso sia congiuntivite. Dobbiamo fare gli impacchi alla camomilla, amore mio, come ieri. Sta candela è strabuona. Cioè è veramente, ci abbia profumato tutto l'appartamento. Quella della Yankee Candle non ha profumato un bel niente, neanche il bagno. Buona. C'è un profumo qua dentro che mi viene da fame, da mangiare qualcosa. Niente, Panna sta mangiando. Io adesso faccio colazione. Solito caffè latte e biscotti integrali. Perché non ho altro, quindi il pane non mi va perché il pane è pesante, cioè riempie proprio. E niente, Panna mangia e Pepe vagabonda. Allora, questo era il pranzo. Ci sono i piatti vuoti perché mi sono dimenticata di farvi vedere cosa c'era. Comunque c'era... Cos'è che ho detto che era? Non mi ricordo più. Il carpaccio di polpo. E poi c'era baccalà mantecato. E poi c'era, non so se era baccalà quello rosso. Quindi mi sono dimenticata di farvi vedere. Vabbè, c'è Pepe che gioca con la palla, col giochino. Guarda. Ecco, adesso c'è la torta. Questa è l'apple pie, quindi la torta di mele, che dovrebbe essere servita con il gelato, la crema, che però non abbiamo perché c'è la mia mamma. C'ha una vaschetta intera, però ieri non l'ha aperta, insomma, ne abbiamo mangiata una. Poi non è andata a aprire anche l'altra, e quindi noi gelato non ce l'abbiamo e quindi si mangia così. Tanto a me non piace, quindi se la mangia tutta il conte lì che guarda la televisione e fa finta di niente. Invece, siccome lui si beve il caffè, io mi bevo invece questa tisana linea. Qua abbiamo il caffè. Il caffè è servito. Devo tagliarla io la torta? Non lo con la fetta là. Tutta no. Te la devi tenere anche per stasera. No, non riesco a tagliarla con una mano. No, si rompe! Ma guarda. Cos'è, cemento sta torta? Ha fatto male. Motosega? Non inizia macchina te. Panna! C'è la torta! Se vuoi sono... Si è rotta.
Sì, così. La torta pronta per essere mangiata. E io la tisana, quindi perché ancora un po' si raffredda l'acqua e tisana, ciao, ci vediamo. Casino che sentite sono i gatti che giocano. Bene. Non è vero, non è il gatto che gioca. No. Io guarda niente. Sì. Tisana. Là. No, è andato la carta dentro l'acqua. Ma ti pare? Rieccomi, sono le 5 di pomeriggio, sto cercando di creare un'app un'app su di me, insomma, però a quanto pare è un po' difficile. Sto utilizzando un servizio online che è forse uno tra i più semplici che ho visto fino adesso. Vi ringrazio per aver guardato questo vlog lungo 2 giorni e spero vi sia piaciuto. Anche se non sono andata chissà dove, non sono andata da nessuna parte praticamente, però spero vi abbia tenuto compagnia come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!